Anno Domini 2023. Patto solenne d'amistà. Cambiano le amministrazioni ma permangono i patti. Quella di ieri sera per il sindaco di San Donà Alberto Teso è stata la prima partecipazione da coprotagonista al patto solenne d'amistà, la manifestazione storico-folcloristica tra Musile e San Donà, un momento di festa nel quale coinvolgere le due comunità, grazie anche all'impegno delle Pro Loco e delle associazioni locali. Alberto Teso, sindaco di San Donà di Piave, pacta sunt servanda, i patti vanno rispettati, San Donà ha rispettato il patto anche quest'anno? Sì, mi piace questo messaggio, insomma, vorrei che anche i ragazzi lo cogliessero. La leggenda, insomma, le nebbie della storia ci portano questa tradizione, però è importante anche il messaggio che questa tradizione ci lascia, cioè il rispetto di un patto assunto molti anni fa e quindi il rispetto della parola data. Secondo me è uno dei valori più importanti che potremmo insegnare ai nostri ragazzi, essendone noi i primi testimoni, e questo è il messaggio, secondo me, concreto che anche questa rievocazione vuole dare. Rispettare i patti, rispettare la parola, rispettare gli impegni. Abbiamo visto anche tanta gente in piazza in un periodo in cui manca la comunità, si dice che c'è un problema di fare comunità, manifestazioni come queste aiutano a rinsaldare una comunità. Sì, stasera è veramente bello perché insomma, abbiamo visto degli anni difficili col Covid, adesso vedere tutte queste persone in piazza per rispettare questa tradizione mi ha fatto veramente piacere. Secondo la leggenda, il patto di amicizia tra le due comunità risale ai tempi del Medioevo, quando una disastrosa alluvione avrebbe deviato il corso del Piave, lasciando la comunità di San Donà senza identità, portando la piccola chiesa di San Donato a trovarsi sulla sponda opposta del fiume, in territorio di Musile. Gli abitanti decisero quindi, con questo gesto pacifico, di mantenere il nome di San Donato all'attuale centro urbano di San Donà e in cambio avrebbero consegnato ai cittadini di Musile 2 caponi vivi. Molto emozionato, mi è piaciuta la proposta della sindaca Silvia Susanna e che accolgo molto volentieri di un ponte dell'amicizia e quindi di realizzare qualcosa al centro del ponte che possa aiutare anche i ragazzi sempre a ricordare quanto è importante un legame di questo tipo e spero insomma nei prossimi anni di affrontarlo con un po' più di serenità perché questo è il battesimo del fuoco e quindi l'abbiamo superato. Sì, a me piacerebbe molto, mi piace l'idea anche perché insomma si dice che i giovani non hanno il senso dell'amicizia, non hanno gli amici perché sono sempre sui social, io credo che invece il senso ce l'abbiano e se appunto i social riescono a far avvicinare le persone anche questo ben venga, è chiaro che poi però bisogna concretizzare, quindi niente di meglio che avere un ponte dove celebrare questo meraviglioso sentimento. Viva il patto solenne d'amistà 2023!